Così gli uomini continuarono ad agire a loro piacimento. L'uomo dominò sull'uomo. I deboli dovettero servire i forti. E la libertà scomparve nel mondo. E gli egiziani assoggettarono i figli di Israele, costringendoli a duri lavori. Principe Mosè, a che punto è la costruzione della nuova città? Vedi, figlio mio, quanto grande e potente è tuo padre, il faraone d'Egitto. Questo un giorno sarà tutto tuo. Se gli schiavi non vengono frustati, non lavorano. L'Onnipotente ha ascoltato le nostre suppliche e mi ha detto che prima di morire i miei occhi avrebbero visto il Liberatore. Non basta un uomo per liberare quegli infelici. Ci vuole un Dio. Ma se potessi farlo, lo farei. Tu, Mosè, osi parlare così? Quale demone è in te? Un demone. Un demone è quello che spinge uomini a fare dei propri fratelli degli schiavi, a privarli dello spirito, della speranza, della fede. Ho visto le umiliazioni del mio popolo. Ho ascoltato il suo lamento a causa della durezza con cui è trattato. Per anni ed anni gli ebrei continuarono a lavorare come schiavi, finché un giorno Mosè si presentò al faraone. Mosè, cosa vuoi? Porto la parola di Dio. Egli mi ha detto: conduci via il mio popolo dall'Egitto. Gli schiavi sono miei, le loro vite sono le mie. Ignoro il tuo Dio. L'uomo è governato dalla legge, non dominato da altri uomini. E tu credi che il tuo Dio sia così potente da imporsi a me? Se lasci partire gli ebrei, chi costruirà le città? Chi è il faraone e chi lo schiavo? Taci, sei anche tu contro di me? La tua ostinazione e le tue maledizioni su Mosè e il suo Dio. Ecco tuo figlio è morto. È la potenza e l'amore di Dio che si manifesta. Domani saremo liberi. Sappiano i popoli tutti che la libertà è di Dio ed è per tutti gli uomini. Consegnò a Mosè le tavole della legge. Ascolta, o Israele, l'Eterno è nostro Dio, l'Eterno è uno. Benedetto sia in eterno il nome del suo glorioso regno. Questo è il primo comando per la vita. Il secondo è simile al primo. Ama il prossimo tuo come te stesso. E la promessa di Dio si fa strada ancora una volta. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore. Chi mi chiama? Non aver paura. Sono l'angelo del Signore. Mi manda dirti che sei stata scelta per diventare la mamma di un bambino, che chiamerai Gesù, il Salvatore di tutti gli uomini. Com'è possibile? Io non sono niente. Sono cresciuta in una famiglia povera e semplice. Nulla è impossibile a Dio. Sia fatta la tua volontà.
Grazie, Signore, per questo dono. Mi ha parlato anche di Elisabetta. Avrà un figlio. Devo andare a farle visita. Non posso ripudiare Maria. Non posso. E se accettassi la volontà di Dio? Chiamerai Gesù e sarà il Salvatore di tutti gli uomini. E grazie per questo nostro figlio che ormai non speravamo più di avere. Tu sei il Signore delle meraviglie e ancora una volta non hai mancato di stupirci. Chiameremo nostro figlio Giovanni. Lo cresceremo sulla tua parola affinché annunci alle genti la venuta del Salvatore, il figlio tuo, e guidi i nostri passi sulla via della pace. Un editto di Cesare Augusto ordinò che si provvedesse al censimento delle genti dell'impero. Così anche Giuseppe, assieme a Maria, sua sposa, in avanzato stato di gravidanza, lasciò Nazaret di Galilea per raggiungere Betlemme di Giudea, sua città d'origine. Vedrai che presto troveremo un posto per riposare. Guarda, laggiù c'è un villaggio. Lì passeremo la notte. Hai bisogno. Abbiamo bisogno entrambi di riposare. Io vi porto una bella notizia che procurerà una grande gioia a tutto il mondo. Oggi, a Betlemme, è nato per voi il Salvatore. Lo riconoscerete così. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Come vorrei che ogni uomo potesse gustare il dono della paternità. L'amore è qualche cosa che tu ed io dobbiamo avere sempre. Dobbiamo averlo, perché senza di esso noi perdiamo le nostre forze e ci indeboliamo. Senza di esso il nostro coraggio viene a mancare. Le scritture parlano che un profeta nascerà in una piccola città della Giudea chiamata Betlemme e che porterà la pace. Sì, porterà la pace, ma non ci sarà pace nel mondo finché il principale problema del mondo non verrà risolto. E li inviò a Betlemme, dicendo loro con falsità: Andate e cercate con ogni cura il bambino. Quando l'avrete trovato fatemelo sapere, così anch'io andrò ad onorarlo. Ricevute queste istruzioni dal re, essi partirono. Essa stava sopra il luogo dove si trovava il bambino. Entrati nella capanna, videro il bambino con Maria e Giuseppe. Si inginocchiarono e lo adorarono. Beati voi che costruite la pace e nel mio nome date la vita per essa. Beati voi che fate tutto questo, perché grande sarà la vostra ricompensa.